Buongiorno amici ed amiche di Sportissimo Channel, in attesa dei nostri colleghi che si collegano. Brutte notizie da Sinner, 6-4 per Tsitsipas, primo set durato 45 minuti. Ne parleremo con l'esperto Max che ci dirà un po' che occasioni ha buttato al vento Yannick, perché c'era la possibilità in qua la partita dopo l'inizio subito negativo con il break a favore del Greco. Eccoci qua Max, dici un po' che diavolo è successo, che occasioni sta buttando via Yannick. Sinner si è mangiato sia nel secondo gioco da 0-40, poteva fare il controbreak subito, però devo dire che Tsitsipas sta giocando una grande partita, ecco. Bisogna vedere quanto tiene il gioco così, a questo livello, perché sta martellando brutto veramente, dritto, rovescio, cattivissimi, specialmente col dritto e col kick di servizio sul rovescio di Sinner, diciamo giocando dalla parte sinistra di Sinner, certo o destra, insomma dipende da dove vogliamo essere. Detto questo, sì, sembra sinistra. Detto questo, io l'avevo detto ieri che Tsitsipas è favorito su Sinner, in questo momento Sinner sì, è in buona forma, ma non è il Sinner di Wimbledon, ecco, posso dire così, non è il Sinner in forma strepitosa. Ha cambiato anche lui alcune cose, abbiamo cambiato alcuni modi di giocare, quindi la vedo un po' dura, anche se, ripeto, l'ultima partita che ha fatto Sinner ha vinto al quinto set, quindi magari è una partita combattuta. In questo momento però non vedo spiragli, cioè non vedo come lui possa fare qualcosa se Tsitsipas terrà questo ritmo. Sono d'accordo che ho guardato anch'io questo primo set e speravo che quel pareggio del break sul 4 pari desse qualche chance, ma purtroppo c'è stato subito il controbreak, no? Sul 5-4 chiaramente Tsitsipas ha servito per i 7 e ha portato a casa il primo punto. Intanto Ace di Sinner, per fortuna 40-15, insomma, mi sembra un inizio di secondo set decisamente più positivo, ma ovviamente ancora presto per esultare. No, Ecco, vedo ripeto, che bisogna vedere. c'è in diretta la possibilità di avere anche Andrea, vediamo se arriva. Ecco, e Non si così presenta parliamo di più Andrea, calcio. dopo mercoledì non si presenta più qua in diretta Andrea, d'altronde lo capisco, insomma dai. Ah, ecco, Arriva, è arriva, venuto. dai. Arriva. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, come stai? Io fisicamente Max bene. Bene, mi fa molto piacere. Personalmente è un buon periodo, per la mia squadra è un pessimo periodo, però insomma. Ricordati sempre che l'unica certezza. No, Max, ti stai sbagliando, devo usare il plurale, le uniche certezze sono Napoli e poi c'è l'Inter. Però anche la Juve era una bella certezza, solo che l'hanno cercata di eliminare. Io, ripeto, ieri ho detto la mia e l'avvocato che si occupa anche di queste cose mi ha chiaramente detto che questa sentenza è provvisoria, nel senso che non ha nessun fondamento, non ci sono regole che la possono sostenere e quindi sembra è una roba punitiva, diciamo, proprio contro la Juventus. E tutti gli altri cosa hanno fatto? Si sono guardati allo specchio? Sulle plusvalenze mi dispiace, magari ci saranno altre cose, però su questa delle plusvalenze non sono d'accordo con i giudici, per quanto possa non amare la Juve, non si può fare una sentenza così punitiva e gli altri stanno a guardare, cioè, mi sembra strano, ecco. Ne avrei qua da dire di plusvalenze camuffe che mi viene da ridere. Il problema è averla inventata questa cosa, la plusvalenza, perché se poi non la controlli è ovvio che dopo va a finire così. Insomma, poi ci siano state sicuramente delle situazioni un po' strane, quello sono d'accordo. Detto questo, guarda, caro Andrea, credo che il Napoli ieri ha dimostrato, nonostante tutto, che non ce n'è per nessuno, cioè sarà veramente difficile anche in Europa riuscire a batterlo. Perché questo è un Napoli formato, che ne so, formato Milan dei bei tempi, formato l'Inter del tripletto, non lo so, è un Napoli eccezionale. La sconfitta in Coppa Italia è solo un caso.
Ma Max, guarda, non so se è il freddo e la domenica, io sottoscrivo che non è mai capitato tutto quello che hai detto, sia dalle plusvalenze, la Juventus, che sull'Inter, sul Napoli. E sulla Juve purtroppo devo dire anch'io che la penso come te, nonostante io non sia simpatizzante certo della Juve, quindi, perché allora gli altri veramente, anche gli altri devono essere in qualche modo puniti, non è possibile, insomma. A me sembra strano che solo la Juve ha fatto plusvalenze e camuffe e gli altri no. Cioè non lo so, mi sembra una roba un po' buttata lì, come per dire attenti agli altri che guardate che tocca a voi cioè, non so, non lo so, rimango molto perplesso e di una velocità di sentenza super rapida, così, boh. Probabilmente hanno delle carte che noi non abbiamo, perché bisogna anche vedere che cosa c'è in queste benedette carte che ha portato poi a questa sentenza, naturalmente. Detto questo, ritengo un po' una sentenza un po' così così. Ecco, io credo che ci possano essere dei risvolti, anche se nei prossimi appelli non lo so se possono veramente ribaltare la situazione, però l'avvocato dice che è possibile, quindi vedremo, insomma. Sì, sì, anche io avevo sentito che può essere ribaltabile, però bisogna aspettare 2 mesi, ho sentito. Sì, sì, sì. Comunque, Napoli primo, Inter ritornerà seconda, queste sono le certezze, il resto purtroppo è poca roba. Però, ragazzi, mi interrompo perché c'è il discorso calcio che va completato con il Verona, che cosa ridi? Che adesso ti interrogo. Ho preso un abbaglio, ho preso un abbaglio. Succede, è andata bene per chi ha messo uno come me, Andrea, Verona-Lecce, ecco, vittoria degli scaligeri. E dopo il Torino, attenzione perché Non me l'aspettavo. un campionatone, 2 a Firenze non avremmo mai detto, infatti l'abbiamo sbagliato tutti. E difatti ti dirò E che ottavo adesso posto. italiano è in è in rischio esonero, perché con Comiso non si sa mai, no? Perdi in casa col Torino, Comiso potrebbero girargli gli Zebedei. E quindi ho sentito perché ormai qua si esonerano gli allenatori dall'oggi al domani, naturalmente. Diciamo che se vuoi fare un campionato di vertice non puoi perdere in casa contro il Torino. Mi spiace dirlo, però è una realtà. Tutto lì. Sì, però Max, la Fiorentina è al massimo, cioè da Conference League, cioè voglio dire, quindi non è che secondo E me vabbè, ho può capito, pretendere più di però c'è tanto. una squadra che è nettamente superiore a quella del Torino, eppure vuol dire che Juric sì, sì, sta facendo meglio da questo punto di vista. Ma Poi, io del Torino, io del Torino è meglio che non parlo, devo solo che stare zitto. Visto le appunto, recenti. ecco, Bonoli e Tacci. No, però voglio dire, hai ragione, magari preso dall'entusiasmo della Coppa Italia, preso da tante cose il Torino, però alla fine della fiera io sono convinto che la Fiorentina in casa, dico, non è che dico fuori ci poteva stare che perdi col Torino a Torino, ma a Firenze non lo so, rimango un po' perplesso. Però voglio dire, per l'amor di Dio, il calcio è bello perché è vario, cioè i risultati possono essere, tra virgolette, sconfessati, no? Se si può dire così. Sì, 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 voglio dire, a parte le 2 certezze che ho detto prima, il resto può succedere di tutto. Una, dai, noi siamo ancora lì che dobbiamo dimostrare, anche perché in questo momento la seconda certezza è solo il Milan in campionato, visto che voi siete avanti di un punticino, misero risicato, e quindi siete voi la seconda certezza eventualmente. Noi potremmo diventare seconda se continuate in questa striscia negativa, perché non vi vedo molto bene, onestamente, ma devo essere sincero, il Milan non l'ho visto bene contro l'Inter. Adesso parliamoci chiaro, analizziamo la Max, stai partita. dicendo... Sì, Cioè, scusa, mi stai proprio... dicendo quello che penso io? Sì, sì, cioè, devo dire la verità, cioè, in questo momento il Milan è un po' in confusione, può capitare, eh? L'anno scorso noi abbiamo avuto 10 partite dove eravamo in confusione, difatti abbiamo perso il campionato, si spera che anche qualcun altro possa cadere in questa trappola. Non credo, non credo. No, 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 no. No, Infatti, cioè, è troppo calcio champagne, calcio... Poi c'è quello Osimhen che ogni volta che tocca la palla segna, e Kvaratskhelia che fa sempre delle giocate, e quindi voglio dire, la vedo Non molto... c'era ieri. Appunto, per quello l'ho detto. Cioè, voglio dire, ma adesso in generale si intende, no? Perché quel giocatore lì comunque quando è in forma, ragazzi, è stato un acquisto da 150 milioni di vendita, no? Giusto per ribadire il concetto che le vendite sono sempre esagerate, come gli acquisti.
e continuano all'infinito, prima o poi si andrà tutti in default. E a proposito di acquisti e di vendite, vogliamo parlare di Skriniar? C'è anche Darko. Cosa ci dici di Skriniar? Andrà via, andrà al Paris Allora, Saint-Germain? io posso dirti, se non so Andrea, tu cosa ne sai? Per me, secondo il mio punto di vista, Skriniar è come tanti altri giocatori che hanno fatto questa scelta di già trovare un accordo con la nuova squadra a 9 milioni di euro più bonus, quello che ha fatto poi alla fine, in un certo senso, anche Donnarumma, no? Lo stesso Çalhanoğlu, cioè ci sono giocatori che decidono di fare queste scelte qua e non li puoi più rinnovare, non puoi arrivare a scadenza. L'anno scorso 50-60 milioni, via, fuori dalle balle, perché devi fare questo. Una società seria deve fare questo, poi si vede che i tifosi sono più importanti. Io dico che oggi come oggi bisogna ripartire dai settori giovanili, bisogna ripartire da capire che non si può vincere subito, bisogna fare le scelte che ha fatto in un certo senso anche il Milan, dove devi trovare dei giovani e aspettarli anche un attimino. Io sono di questo parere, preferisco non vincere 4 anni ma tirare fuori dal settore giovanile, eccolo qua, Tsitsipas break e ciao Sinner anche al secondo set. Dicevo, ripartire dal settore giovanili proprio perché il calcio è in default e perché non si può più perdi una partita e ti arrabbi con i giovani, allora non li faremo mai giocare. Se vogliamo sempre giocatori pronti, non ci sarà mai possibilità per nessuno. E i tifosi devono capire che il Barcellona non è che nasce con Xavi, con Alonso, con che ne so, Busquets. Sì, 2-1 a break di Tsitsipas, ma è ovvio, ma si sapeva. E io te l'ho detto, io ho fatto il mio pronostico, vedremo quello che succede nel terzo ormai, perché il secondo è andato. Detto questo, capisci cosa voglio dire Andrea? Cioè, bisogna avere pazienza perché se non si costruisce con i giovani non si va da nessuna parte. Sì, sì, esatto, sono Ecco, d'accordo. allora ieri Assu- per Sportissimo Cinema abbiamo mandato Andrea a vedere The Fabelmans di Spielberg. Raccontacelo un pochettino. Mamma mia, ragazzi, è proprio un film emozionante, vi consiglio di andare a vederlo. C'è tempo però fino a mercoledì, quindi manca poco, però veramente ha reso bene, soprattutto l'evoluzione, no, di Spielberg, insomma, dalla nascita, infanzia, adolescenza, e poi non vi posso dire di più, però insomma fa capire anche le dinamiche familiari. È emozionante, è lungo, però è godibile, assolutamente. Bravo Andrea. Ecco, io vi do due notiziole così di sport che magari non so se le avete lette. E a parte la caduta della Goggia, purtroppo nella discesa bis di Cortina che aveva vinto venerdì, e buone notizie da Lisa Vittozzi che ha fatto il secondo posto ieri ed è terza nella generale del biathlon, ovviamente, friulana lei. E dopo c'era un'altra notizia del Prata Volley in A2 che ha vinto 3-0 e quindi è nella parte alta della classifica di A2. Questo per quanto riguarda la pallavolo, ecco, maschile. Ecco, quindi giusto due notiziole, squadre diciamo meno nota questa a livello nazionale, perché comunque abbiamo il Pordenone che ha vinto 2-1 ieri col San Giuliano e quindi in Serie C al momento rimane al comando con un punto di vantaggio sulla Peralpi Salò. Questo dovevamo dirlo perché complimenti al Pordenone, prosegue la marcia verso, speriamo, una probabile promozione, o comunque sarà dura perché la Serie C insomma, fino alla fine. Esatto. Poi ci sono, Anche perché devi considerare che è un punticino, non è che stiamo parlando di chissà che cosa. Ecco. sì, esatto. Sai che la Serie C, se non vai su diretto, dopo ci sono i playoff, sono lunghissimi. È Ecco. durissimo. Ma ragazzi, a parte che io posso vederlo sulle app, ma visto che ci sono già qui, quindi ieri poi Feralpi Salò Vicenza hanno vinto? Ieri sera, tardo Allora, pomeriggio? Feralpi ha vinto, Mm. il Vicenza non mi sembra, mi pare o pareggio o vittoria, insomma, ecco, Sì, comunque sì, quindi, è dietro, certo. probabilmente anche vinto, però è un pelo distanziato dal Pordenone, però oggi giocano le altre, quindi insomma bisogna fare i bilanci fra un po' di giornate, fra un po' di mesi, come per il Napoli, perché siamo solo a metà
cammino, 19 giornate proprio, tra l'altro martedì c'è Lazio-Milan, insomma, quindi vedremo un po' cosa succede. Andrea, vai a vederla? Tu che sei a Sì, Roma. sì, sarò con Alessandro, amico mio che avete All'Olimpico. conosciuto, sì, 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 sì. senza assolutamente nessuna aspettativa. Come quando vai a fare una gita fuori porta, mi dispiace dirlo, ma io non, sulla schedina ho messo 1, spero in un X, però credo di essere stato realista, poi spero di sbagliare. Mentre Lo Luca, dico ridendo ricordiamolo, perché... Luca che da un po' che non vediamo ha messo 2, quindi confida nella ripresa del Milan. Darko ci ha scritto che su Skriniar potrebbe rinnovare e andare via, così può fare guadagnare qualcosa all'Inter. Max, vuoi rispondere? Guarda, in questo momento le notizie sono di un accordo già col Paris Saint-Germain. Questa è data da un noto esperto di mercato, naturalmente non faccio nomi, però... David? eh? No, 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 David? Davide, no, Ah. Davide, no, naturalmente. No, no, uno di un canale, insomma, di quelli gratuiti. Detto questo, quindi diciamo che Quello teoricamente dei provini? eh? Ha già un Che mi accordo avevo con... No, no, mandato... ha già un accordo, insomma, ecco il break di Que- Sinner. Sinner ha fatto il contro break, questo è molto positivo. Vediamo, insomma, speriamo che mi smentisca, ecco, che riesca a conservare Dove, questo contro break e stavo quindi... guardando su Discovery Plus che è avanti. No, no, io ho il cellulare che mi avvisa e quindi break contro break di Sinner, molto bene. Detto questo, Sì, ma non fare spoiler, cavolo, che sono indietro. cosa ti devo dire? Io purtroppo sono in una Eh, zona, eh, se ti dico dove sono, è meglio che mi sono dovuto spostare perché qua tutte le stanze sono occupate. E l'unico posto dove ho segnato, l'unico posto, Il abbiamo l'unico, capito, bagno, dove Max. vuoi che sia. l'unico posto dove c'è il segnale mi tocca andare in bagno. Detto questo, difatti beh, ragazzi, se scampa, scampa. No, adesso a parte gli scherzi, questa è la... Oh, ragazzi, se non si ride adesso, quando ridiamo? Mai. Esatto. Intanto volevo dire, spezzo una arancia, non una lancia, a favore del fatto che si sta bene al caldo, visto gli ultimi freddini che ci sono, andare fuori a fare le dirette. Insomma, possiamo fare da casa anche, voglio dire, no? Tanto ci Sì, ci si direi che da si adesso in diverte. poi sarà un po' più duro andare fuori perché l'ultimo allenamento, cioè l'ultima giornata venerdì che ho fatto, anzi ieri già di allenamento che ho fatto, c'era un freddo polare Polare. e devo dire che è dura star fuori, ecco. Per fortuna c'è un minimo, un briciolo di riscaldamento, ma è proprio un minimo sindacale. Quindi arrivi a casa che sei completamente un cubo di ghiaccio ed è dura riprendersi. Ieri ho avuto poi alla fine freddo tutta la giornata, anche se sono stato al coperto, cioè, nonostante tutto ho avuto sempre freddo. Adesso sto meglio, ma ripeto, purtroppo il freddo è cattivello adesso, sai, a Piancavallo è nevicato come non so che cosa, tutto bianco e quindi insomma il freddino è arrivato finalmente, perché poi insomma a Natale abbiamo avuto un caldo il soleone, diciamo. Mhm. Ah sì, assolutamente. Oh, speriamo che qua Sinner raddrizzi la partita perché sembrerebbe potersela giocare, no? In questo Ma sai, secondo set, Sinner poi è un vedremo. giocatore, io ti dico, Sinner è un giocatore che non è mai morto in un certo senso. Se ci pensi, è un giocatore comunque che non molla, cioè se può rimane in campo, a meno che non succeda qualcosa tipo infortunio, robe varie. Quindi con lui te la devi giocare sempre, cioè devi comunque vincerti i punti. Quindi Tsitsipas, se cala un briciolo, c'è possibilità che Sinner rimanga lì. Però, come ti posso dire, gli manca quei 2-3 kg, non so se hai capito cosa intendo, quei 2-3 kg di potenza che potrebbero fare la differenza. E ancora si vede che non gliel'hanno dati, bisogna che faccia un po' di pesi. Adesso non vorrei entrare in merito, non sono io l'allenatore, probabilmente lui è ancora nella fase dello sviluppo, hanno detto, ma mi sembra strano. Io credo che sia il momento di dargli un attimino un'accelerata da questo punto di vista e aumentare quel peso sulla palla che potrebbe essere fondamentale, visto che insomma siamo vicini a una possibile vittoria di uno slam per lui, voglio dire, perché l'anno scorso ha fatto dei quarti di finale e quest'anno potrebbe fare qualcosa di più, insomma. Grande punto, grande punto. Andrea, guarda che la puoi vedere anche tu su DAZN, perché la fanno su Eurosport. Te lo Ah, dico a ok. Sì, titolo sì, si può ovviamente vedere. informativo, si può vedere anche su DAZN, che tra l'altro recentemente ha acquisito anche Eleven Sports, e quindi ieri il Pordenone era in diretta su DAZN, Sì, tra sì. l'altro, quindi c'è anche il basket
alcuni appuntamenti, tra cui il campionato italiano, forse quello anche su D+. Io guarda, Discovery per esempio, Plus. ho fatto l'ultima di Discovery, gli ultimi 15 giorni, per fortuna mi riesco a vedere questo torneo qua. L'anno scorso l'avevo fatto per un pugno di soldi, tipo 2 euro per tutta la stagione. Quest'anno sono passati a 60, lo dico con tutta sincerità, 69 euro se lo possono tenere per quello che l'ho guardato. E quindi direi che non è Sì. proprio il top della gamma, cioè, anche perché quasi tutte le robe le fanno sul canale numero 9. È chiaro che la comodità di andare lì, vederti gli episodi, le cose, sì, Eurosport, sì, però fa solo 3 tornei di tennis e poi il resto, chiaramente, per gli appassionati basket, tutto quello che volete, però io per quello che mi interessa a me, il calcio e tennis, diciamo principalmente, non ho un grande vantaggio, ecco, si può trovare altre soluzioni, si fa per dire, per quei soldi lì preferisco fare un abbonamento a Netflix, scusate se lo dico. Ah, beh, certo. Qua abbiamo un esperto di serie TV, Andrea, che è No, sempre vabbè, sul anche no, pezzo. Enrico, Cosa stai guardando adesso? Dici? adesso ho iniziato da 2 giorni, Hunters, Cacciatori con Al Pacino, Max, lo dicevo anche Enrico, te la Questo, consiglio. questo è di Sono Prime. dei anni 70 negli Stati Uniti, un gruppo di ebrei che va a caccia di nazisti per farli fuori, no? Gli ultimi rimasti. Sì. Quindi, No, io invece, guardate, ho incominciato una serie che si chiama Machos, tutta spagnola, naturalmente spagnola di Spagna, si intende di Madrid, è da morire da ridere. È chiaro che bisogna sapere lo spagnolo perché la fanno solo in spagnolo, non la fanno in italiano, però è veramente da sbacanare. Nuova del 2022, ma ne ho iniziate tante, cioè io ne ho... È che non riesco a finirle, tante volte le inizio e poi le lascio lì, purtroppo, perché non si ha... sì, sì, Forse sei per me starei bloccato. lì, però dopo... Qualche problema di linea. Eh, No, ma stava per partire la sigla, ve la ricordate, dei film del lunedì su Rai No, 1, stavo quando Max pensando proprio di parlava? sigle, stavo pensando, adesso ognuno di noi deve trovare una frase, se riuscite a trovare delle frasi su Sportissimo Channel, tipo con Enrico troverete, che ne so, qualcosa con ognuno di noi, io poi le note, la canzone la facciamo, ecco, e dobbiamo cantarla tutti assieme, se vuoi che facciamo questa benedetta sigla di Sportissimo, che sarebbe bello che iniziare, come per bello, dire, eh? bene, iniziare e facciamo la sigla, però dobbiamo trovare delle frasette, dopo da lì incominciamo con ognuno di noi, no? Cioè con ognuno cosa potrebbe essere esperto. Mi piacerebbe fare una canzone di questo genere, è un po' che ci penso, però insomma, vediamo insomma, se si può realizzare, sarebbe fantastico, cosa dite? Mm, Hai fatto uno assolutamente. scoopone hai fatto proprio in Beh, diretta, quindi adesso faccio qui. vediamo, dai, ci penso. Qua ci vorrebbe il mogol della situazione, no? Un Sì, ci paio vorrebbe, però di... basterebbero quelle 4 frasette su ognuno di noi, no? Come per dire, non so, con David qualcosa, insomma, che ne so. Dobbiamo trovare Sai tutto di calciomercato. delle rime che poi dopo le mettiamo in una canzone, ecco, capite? Perché bisogna Esatto. tutti assieme aiutarci uno con l'altro. Io poi dopo, insomma, 4 note le tiro fuori, ecco. Do, re, mi, fa. Va bene ragazzi, direi che siamo alla frutta più totale. Qua mi scappa, no scherzo, qua, no perché capite che Tira l'acqua. la fame viene mangiando, diceva uno, no? In questo caso insomma non è la fame, ma insomma detto questo, così insomma abbiamo esaurito tutti i tipi di temi, credo. Guarda, intanto davanti alla partita credo finirà per ora di pranzo se tutto va bene, ecco, quindi Non sarà farò una in tempo a vederla mattinata. tutta subito, insomma, No, perché, infatti, poi perché adesso giustamente anche devo con andare Sky. a fare a cose più importanti, si fa per dire. Quindi vedo che comunque Andrea 2 su 3 le ha azzeccate, quindi sta facendo bene nei pronostici, ma ne Beh, mancano io ancora devo, tante esatto, e ma devo quindi recuperare, sono troppo indietro, quindi No, io ma magari uscì sempre dalla adesso. prossima recupereremo tutti perché sarà lui il primo e quindi noi potremo scoppiazzare un pochino e magari cambiare quell'uno o due risultati in 2 punticini alla volta, potremo recuperarglieli perché essendo lui molto conservativo, naturalmente, no, ma sarà qua. Io dico, Enrico, non prendetela male, ma credo che sia quasi impossibile recuperarti. Adesso non perché, però, beh, ma no, ma non è per essere cattivo, è perché io, per esempio, nel mio caso sono stato in testa per un bel po', poi dopo ho perso la testa e sì, va bene.
Hai perso la testa in tutti e due i sensi. Sì, ma quello è ovvio. No, intendo dire che se tu vuoi essere tanto conservativo, no, tu dico in generale come ognuno di noi vuole essere conservativo, mette dei risultati abbastanza probabili, però poi alla fine è chiaro che non c'è la certezza di nulla, no? È chiaro che si va sempre un po' a sensazioni, però dal nostro punto di vista, cioè quelli che stanno indietro, cosa devono fare? Devono trovare quei risultati che possono far cambiare la classifica in un certo senso, e quindi per noi rischiamo che andiamo a fare delle cose che sono fuori dal normale, no? E quindi alla fine continuerai ad aumentare sempre di più il tuo vantaggio, che in questo momento direi che è quasi irraggiungibile, cioè difficile anche se ci sono 20 giornate di ritorno, quello che vuoi, però la vedo molto molto dura, ecco. Non perché questo è un complimento che ti faccio, vuol dire che hai una stabilità, però mi domando ancora perché non hai vinto la schedina, questo è il discorso. Bisogna rischiare sempre qualcosina. Questo è il fatto, perché un risultato 2 comunque, vedi, no? Si può sempre sbagliare, purtroppo. Alle volte i risultati, anche perché in quale partita metto il risultato, diciamo, incerto? E alle volte non è semplice, no? Quindi poi per quello che ti danno la schedina, oggi come oggi, insomma, non è che si può cambiare la vita, diciamo, tanto anche è come Superenalotto, adesso si arriverà a 400 milioni, vedrete che la faranno arrivare a una cifra da sballo. Cos'è? 3-3? Beh, dai, 3-3, ci sta 3-3, insomma, ha tenuto il break e sull'altro ha rifatto il 3-3, ci sta, insomma, ecco. Io non vedo notifiche, quindi vuol dire che tutto va in pareggio. Detto questo, ragazzi, vi saluto e incomincio a, diciamo, prepararmi per la Santa Messa, perché poi alla fine bisogna prepararsi. Bravo, Max, sì, esatto. Bravo. Allora, buona domenica a tutti, vi promettiamo che nel caso dovesse vincere Sinner faremo, Max, ci prendiamo questo impegno, faremo una diretta celebrativa, lo diciamo così, perché se dovesse battere Tsitsipas... ci sarebbe una voragine da quella parte. Si potrebbe arrivare in semifinale o addirittura in semifinale. Beh, c'è Corda comunque che è in forma strepitosa, perché Corda oggi ha battuto... Alberto ti aspetta i gonfiabili. Ecco. Gli auguriamo Corda ha battuto Urkac e devo dire che è veramente in forma strepitosa. Questo torneo abbiamo perso anche Auger, sì, cioè, ragazzi, questo è un torneo di mazzate, perché voglio dire i più forti se ne sono andati. Oggi finalmente ho visto un post di Berrettini che insomma ringrazia tutti i tifosi che l'hanno sostenuto, ritornerà, sono le solite frasi che si dicono, ripeto, ribadisco il concetto, caro Matteo, è arrivato il momento. Cambia! Conosci il mio numero? Conosci il mio numero? Insomma, se mi vuoi chiamare... Ma senti, c'è una partita, mi pare di aver visto, molto interessante tra Rublev e non mi ricordo l'altro protagonista, che mi sembrava una sfida interessante, però in questo momento mi sfugge, magari lo diciamo dopo. Non mi viene in mente, che sembrava un big match oltre a Corda Urkac. Oggi dici? Sì, che si gioca questa notte. Si gioca questa notte, sì. Sì, è uno dei match... Però adesso non mi ricordo l'avversario di Rublev. Comunque ho detto, cavoli, quella lì è una partitona, com'era Urkac contro Corda, no? Che è finito... Beh, ma dalla parte dalla parte diciamo, come si dice, di Djokovic, non so chi sia rimasto. Solo Rublev, perché gli altri non saprei. Ma ce n'è uno tosto, che in questo momento non mi viene in mente, anche perché sono andati fuori anche l'altro canadese, Shapovalov, sono andati fuori... No, ma tu fai conto che anche Murray ieri ha perso contro lo spagnolo, ma non lo so, sinceramente non mi viene in mente adesso. Beh, comunque ragazzi, andiamo tutti ai gonfiabili. 4-3 persone. Dove, via San Vito? No, credo vada a Pordenone. Pordenone. Gonfia. Esatto. Buona domenica. Tutti. Ragazzi, meno male che ci siete voi come certezze.
Ma certo, Meno male che però ci siete voi due che ci date certezze. la terza certezza comunque è sempre comunque il Milan, ecco, voglio dire, alla fine, dai, la terza siete voi, per forza. Ottimo, Campione ragazzi. d'Italia. Ma io lo dico a malincuore, Max. Lo so, c'è questa goccia che mi cade dal nasuccio. Bene, ragazzi, vi saluto e a voi alla prossima. Ciao ragazzi, buona domenica. Ciao ragazzi, buona domenica a tutti. Ciao, ciao. Forza Sinner, Ciao. ciao.